A 5 mesi dalla tempesta Vaia, quali sono le opportunità e le sfide per le foreste venete? Bene, le sfide, possiamo dire che la prima è quella di cominciare a mettere a posto i nostri boschi, vendere i lotti, eccetera, è stata affrontata con grande vigore. Direi che in questo momento, proprio l'ha detto anche il Presidente Zaia l'altro giorno, ormai consideriamo che le aree critiche sono state affrontate e centinaia di cantieri sono in funzione adesso soprattutto con l'inizio della buona stagione, con l'esbosco del legname. Adesso la grande sfida è quella di cominciare a pensare alla ricostruzione di questi boschi, quindi decidere se, dove e come intervenire artificialmente o lasciare fare direttamente alla natura che, come ben sappiamo, è in grado di ricostruire tranquillamente i nostri boschi. Ma quali boschi costruisce la natura rispetto a quali boschi noi vorremmo, questa è una grande sfida. Le opportunità invece sono quelle che in tutta la regione il dinamismo che si è creato nel settore del legno sta creando iniziative imprenditoriali, quindi diciamo che in un certo senso Vaia ha dato là a molte iniziative imprenditoriali e penso che per il futuro della foresta veneta questo sarà molto, molto, molto positivo. Ultima opportunità direi è quella per la natura. Non pensiamo che Vaia sia stata solo una distruzione, Vaia è anche una grande esplosione di vita sulle nostre montagne.